Dai, Nemo! Ciao ragazzi, sto usando l'ultimo fiato che mi rimane in corpo per parlarvi di questa transumanza che ci ha portati fino a Giazza, quindi in terra cimbra. Ma la scarpinata è durata circa un paio d'ore, circa 11 km. Siamo partiti su dalla Conca dei Barbari, dove Manuel, l'amico allevatore che vi faccio conoscere tra poco, ha portato le manzo in alpeggio per circa 4 mesi. Tra poco conosceremo la sua storia e intanto torniamo alla partenza, quando lui e i suoi amici hanno radunato le vacche e chi vi parla era ancora vivo. Mamma. Ehi, vieni qua, ehi, Nemo! Vai la Francia, vai là. Ehi, Nemo, Francia, Nemo! Manuel, ma te le chiami per nome? Sì, Ti sempre, conosci tutte? sempre per nome, lega tutte il suo nome, mi sempre che metto, volentieri anche al buon. Ascolta, questo è il momento più delicato? Sì, adesso sinceramente è il momento più delicato perché sono legate le campane, le sento poi in agitazione le vacche. E dopo, se arriviamo a partire, i primi 10 minuti le vado ai salti, dopo si tranquillizza Certo. e finché arriviamo a casa, insomma dai. Da quanto tempo sono qui? Da fine maggio, dopo il 20, mi pare il 23 siamo arrivati qua quest'anno. Perché le porti in alpeggio, Manuel? Allora, oltre alla tradizione che noi abbiamo, le secoli diciamo che mi manca mio nonno, bisnonno, e mi vedo la vacca in alpeggio al pascolo sempre buono, in forma diciamo, ecco. Certo, Dopo mia casa con la stabulazione fissa, non è mia libera come i gattanti, che ora, certo. però mi le vedo qua bene le vacche in alpeggio, è sempre un divertimento venire. Ehi Nemo, vai Sharon, Nemo, vai. Adesso Nemo! qui siamo al Parparo, no? Dove dobbiamo andare? A Giassa, al sentiero delle Gosse, Fammi andiamo al sentiero delle Gosse, dopo andiamo su al Nouch, Giassa, la piazza, e dopo rento femo l'Alte Mul, l'antica via Cimbra, e dopo arriviamo rento alla stalla, a casa mia insomma. Quanti chilometri sono? Io dovrei saranno 10 km, 10-11 km all'incirca. E cosa vuol dire per te fare questa esperienza ogni anno? È sempre una nuova esperienza, Sara. Nella mia vita tutti gli anni è uguale, no. Perché sempre, specialmente l'ultimo giorno, che ti dici che si è chiusa la stagione dell'alpeggio, è sempre una goduria per tutti perché vedi che la gente ne dà una massa, le campane alle vacche, le ciocche che diciamo noi, insomma. È sempre bello, bel buon. Sono tutte vacche tue queste? Sì, quelle che qua è tutte mie. Sì. Noi qua siamo in 3 in Maiga, 2 da San Francesco, Roverè e mi Giassa. Ma adesso che scendete, no? Perché ci sono insomma alcune decine di vacche, tutto da solo? Sì. Le accompagni giù? Sì, no, abbiamo anche gli altri miei amici mi danno una mano. Altri allevatori? Sì, ali qua, io tutti qua che me le ha radunate tutte e adesso si parte. Questo è uno dei valori, insomma, essere solidali. Sì, veramente, uno è solidale perché le vere ti domanda quando è che andiamo via con le vacche, anche sulle ciocche, ora più o meno stimiamo una data, è solo un po' di anni che andiamo via verso metà ottobre perché il tempo ne vuole bene, perché se adesso che andiamo a settembre, se no del solito è sempre San Michele che decide. 29 settembre. 29 settembre è il santo del Maigaro, ecco. Certo. E quanti si aspetta dopo le trippe della Silvana? Viene infatti ai 15-16 kg. Veniamo. Anche su cammino tranquilli, dai. Ecco. Buon dai. Buona. E così finalmente si parte, si torna a casa.
Manuel e come lui altri allevatori di questa parte orientale della Lessinia percorre il sentiero delle Gosse, un tracciato molto ripido che si sviluppa nel bosco su fondo spesso roccioso e che in alcuni tratti obbliga addirittura gli animali a mettersi letteralmente in fila indiana. Percorrere le Gosse vuol dire mettere alla prova la propria abilità nel gestire sapientemente la mandria, perché gli imprevisti possono essere tanti. Lo scivolamento delle vacche o degli uomini, il rischio che qualcuna devii e punti al bosco con successive grosse difficoltà di recupero, ma soprattutto con una pendenza in discesa senza soluzione di continuità, che costringe a tenere i muscoli costantemente tesi e a non fermarsi mai, perché le vacche, seppure in una discesa ripida come questa, hanno comunque fretta di tornare a casa. Il sentiero delle Gosse è quindi uno degli emblemi più veri del senso della transumanza in Lessinia. Quello dell'allevatore e del malgaro è un lavoro che sicuramente contiene degli aspetti anche bucolici, se vogliamo, perché si lavora a contatto con la natura in posti bellissimi come qui in Lessinia, ma quella che in pochi conoscono probabilmente è l'altra faccia della medaglia, perché d'accordo l'amenità del paesaggio e del mestiere, ma c'è una grande fatica dietro, una fatica che non sempre si è disposti ad accettare a meno che non si sia nati già qui in questo luogo e che il valore di questa fatica sia stato tramandato di generazione in generazione, come per esempio nel caso di Manuel. Questo per dire che cosa? Che la popolazione dei malgari in Lessinia è una realtà che è andata via via rarefacendosi. Una volta ce n'erano tantissime, adesso c'è una popolazione che si è sostanzialmente ridotta e che quindi un po' fa scattare un campanello d'allarme, perché si tratta di persone che vanno sostenute a beneficio non soltanto dell'agricoltura, dell'allevamento della zona, ma anche del paesaggio in quanto tale. Giuliano, quanti sono i malgari oggi in Lessinia? I malgari in Lessinia abbiamo avuto occasione di intervistarli col progetto di riconoscimento del paesaggio rurale, dei paesaggi storici rurali, e siamo andati a intervistarli tutti uno a uno e ne abbiamo stimato 170 aziende che ancora salgono nelle 120 malghe della Lessinia. Vogliamo anche specificare bene chi sono i malgari, perché di solito questa figura viene associata a quelli che fanno anche il formaggio montagna, ma non è sempre così. No, allora, il malgaro al giorno d'oggi sembra una figura ancora un po' ancestrale, in verità è una figura ancora attuale di un lavoro nobile, interessante, moderno, di chi ancora sale in malga a effettuare l'attività di alpeggio, per cui per 4 mesi all'anno ha la mandria in malga e fa la vita in malga. E questo rappresenta un elemento importante per il benessere animale, per la salute degli animali e anche per la loro alimentazione e per la gestione del territorio. Assolutamente, qui gli animali possono esprimere al massimo la loro etologia, per cui tutte le loro caratteristiche comportamentali, vivono insieme, mantengono questo paesaggio, questo territorio e questo ambiente, che essendo un ambiente secondario, per cui costruito dall'uomo, se non ci fossero gli animali perderemo in tempo brevissimo. Senti Giuliano, anagraficamente parlando, qual è l'età media dei malgari oggi qui in Lessinia? L'età media abbiamo avuto modo proprio di chiederla loro nell'intervista a tutti i malgari, avevamo stimato 5 anni fa un'età media di 49 anni, che non è un'età giovane, ma non è neanche un'età elevata, indice che abbiamo diverse generazioni. Chiaro che quella più giovane è quella che ha meno numerosità, come ancora malgari che effettuano l'attività. Ma c'è un ricambio? Si può sperare almeno in questo? Sì, il ricambio c'è, è difficile perché è sempre più difficile al giorno d'oggi scegliere di proseguire con questa attività, soprattutto confrontandosi con le produzioni industriali, di proseguirla andando a mungere latte in malga. Bisogna salvaguardarla, bisogna riuscire a fare sistema con le istituzioni, con
il territorio, con la società, con tutti devono fare un sistema perché non possiamo perdere questa attività, assolutamente. La priorità è la presa di coscienza della società, perché se la società capisce che abbiamo un'attività che magari è scollegata dalla frenesia della vita che fa la maggior parte delle persone, però che poi dà un riscontro anche di qualità della vita, anche non solo per chi ci abita qui, ma anche per chi viene poi durante tutto l'anno, non solo in estate, a goderne. Se la società capisce che è prioritario salvaguardarli, allora possiamo invertire la tendenza. Quella laggiù è la contrada Ercoli, dove Manuel e la sua famiglia, i Dal Bosco e i Banner, hanno l'agriturismo e la stalla, il punto di arrivo. Sì, siamo arrivati a casa, le vacche sono arrivate a casa dopo i mesi nel peggio. E quindi qui ricomincia normalmente la vita. Adesso le vacche, una volta tornate in stalla, vengono divise tra quelle in lattazione e quelle asciutte e poi si ricomincerà con l'attività normale. È un conferitore di latte, produttore di formaggio, il nostro Manuel, che poi vende nel suo agriturismo dove si può anche mangiare. C'è un valore che più di tutti mi piace sottolineare nell'esperienza di oggi. Manuel non era da solo ad accompagnare le vacche, lui l'ha solo accennato così sommariamente con il tono di chi lo dà per scontato. In realtà, insieme a lui c'erano diversi suoi amici, colleghi allevatori. C'è un senso di solidarietà che li unisce e questo credo sia un valore che permea la vita di montagna, dove dividere la durezza delle fatiche diventa quasi un dogma, diventa un dovere che viene sentito internamente nella montagna e quindi anche nella Lessigna. E poi c'è lui, c'è Manuel con la sua famiglia che da sempre fa questo mestiere e che lui ha deciso di continuare a fare. Manuel, a te ridi era? Te ridi? Pianza, dai. In sé le sta una bella tirata, perché l'ha truita prima, quando le parte le fa morire, ma poi l'ha fatto morire tutto il giorno. Porco cane, guarda, ti farò vedere stampo delle unghie delle vacche, chi Perché aveva preso, lo vuole tornare a casa. Mamma buttete, sì che ti dici stasera, ben si va al parco fuori, ma se vede che le sente il tempo, niente a fare, le sente che le ore da casa. Le ore di tornare. E adesso che è a casa? Adesso cambia, alcune cose cambia, perché adesso ti chiedo da dare fin, ti chiedo da nettare, perché adesso gli installa, le mangi gli fuori, quelle non fanno latte, ma quelle latte gli installa. Adesso che da mungerle, anche in Malga si mungera, ma qua a fare il lavoro tutto il giorno, che latte ne sei su a Monza e fine. Certo. E loro era quel mese che doveva nettare, fare letto, che da fare tutti i lavori. Era meglio che era fuori? Era meglio che era fuori, sinceramente. Ma tu fai formaggio comunque? Sì, adesso si riprende quella a casa, il lavoro prima si faceva in Maiga, adesso invece si riprende qua a casa e ascolta, Manuel, avanti, dai. Qual è il bello di questo mestiere? Perché lo fai? Allora, questo mestiere, Stefano, mi dico la verità, che uno mio che abbia passione e soprattutto una famiglia che ti segue. Mi dico la verità, ho la fortuna che ho la Giulia che la rimette non più di me, ma tanta come mia volontà, se no le fatica. Certo. Uno solo come me che sono solo, no, certo. Non le fa mia uno, ecco. Ma la Giulia, che è la moglie, è una forza della natura, ve lo dico. Sì, ma però dopo... che anche la mamma Silvana, che penso che lei sarà che la ne aspetta sì, con le trippe. Queste trippe, veramente, Stefano vuole le trippe, dico le femo le trippe, dico sì. No, le femo. Adesso è colpa mia. Ma molte volentieri anche, dai. Devo mangiare allora, penso che devo mangiare, meritiamo... dai. Adesso se non meritiamo la grande, dai, che no, tutto bene, dai, via. Sentito che silenzio che ma che il motivo? Avanti, avanzatemi i prodi, avanzate, gireve e farsi vedere. Eccole le trippe. Silvana, la maestra delle trippe, eccola qua, girate. E adesso abbiamo un applauso, no? Viva le trippe e viva la Lessigna!
Come già cominciamo, no? Perché No, no, la terra è nostra, non nostra. dove è mia venire qua? Ne hai visto in sera? Avevo visto, sì. Ecco. Spero che ne avanza. Viva Silvana!